Bene, allora come promesso andiamo a incominciare, come dice la canzone. E allora buonasera a tutti voi e benvenuti all'Auditorium Pollini. L'applauso ci sta perché così ci scaldiamo intanto. E scaldiamo anche un po' l'atmosfera, il palcoscenico, perché sapete che questa sera qui è prevista non solo la premiazione, che è un momento molto importante di questa 8ª edizione della Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin, ma si terrà anche un concerto e quindi la musica ha bisogno di calore, la musica è qualcosa di interattivo, quindi cominciamo già a scaldarci. Come state? Tutti bene? Anche quelli là in fondo? Non sarebbe male che qualcuno facesse lo sforzo di venire a riempire qualche posto qui, così facciamo un po' più quadrato intorno a questo bellissimo palcoscenico, perché siete un po' dispersi là in fondo. Se ce la fate è una buona cosa. Anche per le foto, vero Presidente? Dov'è il mio Presidente? Anche per le foto che così vengono ancora meglio. D'altra parte questo auditorium è molto grande, quindi non è facile riempirlo tutto. Allora, quindi state bene, possiamo iniziare. Io direi che della manifestazione sapete sicuramente tutto, sono giorni caldi, ieri ci sono stati tanti appuntamenti, quindi prima con le scuole, il Palazzo della Ragione, poi la conferenza stampa di presentazione, poi ancora la presentazione dei vincitori, poi ancora la presentazione dei tavoli e domani avete un altro giorno, per cui direi che possiamo così iniziare questa 8ª edizione, questa serata di premiazione dell'8ª edizione, invitando qui sul palcoscenico alcune, diciamo, tra le autorità e tra i principali, come dire, operatori, promotori e titolari di questa iniziativa a portare il loro saluto e a dare il là a questa manifestazione. Quindi io comincio dall'amministrazione comunale e dall'assessore Andrea Colasio, assessore alla cultura del Comune di Padova. Li accompagniamo tutti con un applauso. Invito il presidente Giuseppe Cappochin, presidente della Fondazione e del Consiglio Nazionale degli Architetti, Giovanna Osti, la presidente dell'Ordine degli Architetti di Padova, Livio Sacchi, rappresentante del Consiglio Nazionale degli Architetti, e Fabian Listerri, tesoriere dell'Unione Internazionale degli Architetti. Ci siamo tutti? Quasi? Molto bene. Ci mettiamo qui al centro perché siamo illuminati. Inizia... Chi inizia? Il Presidente. Ok. Sì, diciamo, Presidente che poi è particolarmente lieto questa sera, no, di aver riportato questa manifestazione nella nostra città. E noi lo siamo con lei. Chiedo a tutti voi di fare un passo verso il centro così siamo più illuminati. Stiamo meglio qui, vero? Sì? Bene. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Abbiamo terminato i lavori della conferenza degli ordini piuttosto tardi e quindi immagino che molti presidenti si siano fermati per strada a pigliare qualcosa perché in effetti i lavori sono avanti fino a praticamente quasi alle 8. Ed è un grande piacere comunque aver avuto a Padova oggi, penso sia un record assoluto, 99 ordini, quindi 99 province italiane presenti a Padova e ringrazio veramente i tanti presidenti che ci hanno onorato di essere qui a Padova appunto in questa occasione. Io innanzitutto desidero ringraziare Andrea Colasio, assessore alla cultura del Comune di Padova, perché appena composta la Giunta, penso lo stesso giorno o il giorno successivo, il pomeriggio mi ha telefonato dicendomi devi riportare la Biennale a Padova. Questo è stato per noi, per me, ma per tutta la Fondazione, per l'Ordine degli Architetti di Padova, una soddisfazione enorme, un grandissimo piacere, perché noi eravamo andati via da Padova, non perché volessimo andare via da Padova, siamo andati a Cortina una edizione, perché naturalmente non avendo l'ospitalità eravamo usciti da Padova con dispiacere. Cortina ci ha accolto molto bene, è stata una bellissima edizione, però Padova è la nostra città e noi siamo ben felici di essere qui, tornati qua. Non era possibile quest'anno
fare anche la mostra a Palazzo della Ragione, perché per fare le mostre tipo quelle che abbiamo fatto, tipo l'ultima Renzo Piano, ma anche quelle precedenti con Zaha Hadid, con De Lucchi, con Kuma, con David Copperfield, con Botta, ci vuole almeno un anno per organizzarle, per farle a quel livello che eravamo abituati a fare le mostre. Pertanto, infatti, l'assessore Andrea mi ha detto ma facciamo anche la mostra, e dalla mostra la faremo per la prossima edizione. Quindi il fatto di essere tornati ci fa un grande piacere. In pratica ieri è stata una giornata molto impegnativa, c'è stata anche le parole del sindaco, ci hanno fatto molto piacere sotto questo profilo. Dopodiché nel pomeriggio, ieri mattina abbiamo avuto una cosa eccezionale al Palazzo della Ragione, strapieno di studenti delle scuole superiori, c'erano 800 sedie ma c'erano anche studenti che sono rimasti in piedi e sono rimasti zitti in silenzio per 2 ore e mezza ad ascoltare i relatori che parlavano del tema della città, del tema dell'architettura, della qualità dell'architettura. E devo dire che c'è stato, e poi ieri sera era ormai verso l'1:30 quando siamo rientrati dalla bellissima serata che abbiamo fatto in Cava Cengelle, ospiti di Deborah e Barbara Morselletto, con David Copperfield che ha tenuto la Lectio Magistralis, veramente una serata bellissima. E quando sono tornato a casa, era verso l'1:30, c'erano già una serie di messaggi da parte di studenti di varie scuole, e noi c'eravamo e ci ha detto grazie per essere tornati e aver portato la Biennale a Padova. E quindi anche sotto questo profilo quindi veramente grazie Andrea per questa opportunità che ci date. Un grazie particolare va fatto a tutti i nostri partner, e ne abbiamo veramente di partner che ci seguono ormai da vari anni. Senza i partner che abbiamo, li chiamo partner e non sponsor, perché poi con queste persone eccezionali si è costituito anche un rapporto di amicizia, di confidenza, ed è bello collaborare assieme. E senza di loro non riusciremo a fare tutte queste iniziative, e veramente li ringraziamo di cuore perché ci danno una grande mano in questa direzione. Dopodiché alla fine, come al solito, e lo dico già qua pubblicamente, per tutti i nostri partner li inviteremo come sempre a cena a casa nostra, perché quello è il momento finale, è anche bello trovarsi poi tutti quanti in compagnia, perché si crea anche un ambiente molto molto simpatico sotto questo profilo, e si crea una famiglia, cioè portiamo avanti questi progetti assieme e ci fa un grandissimo piacere. Ringrazio Livio Sacchi che è qui con noi, presidente della giuria. Non era facile esaminare quasi 300 progetti di alta qualità ed arrivare a scegliere i vincitori. Ieri pomeriggio abbiamo avuto la presentazione dei vincitori e delle loro opere, veramente è stata una cosa bellissima, e devo dire la giuria è stata veramente brava, giuria internazionale a maggioranza straniera come vuole il regolamento UIA UNESCO, quindi veramente, e per la prima volta non era presieduta dal Presidente nazionale, perché tutte le passate edizioni sono sempre state presiedute dal Presidente nazionale degli architetti, prima Raffaele Sirica e dopo Leopoldo Freri. Questa volta sarebbe toccato a me presiedere la giuria, però una cosa per noi fondamentale è che la giuria deve essere completamente indipendente, non deve avere nessun tipo di condizionamento da parte degli organizzatori, e quindi ben volentieri sono rimasto fuori, ho chiesto a Livio questa cortesia di fare, e devo dire che l'ha fatto veramente in maniera eccezionale. Qui con me c'è la Presidente dell'Ordine di Padova, Giovanna Osti, perché io ho fatto il Presidente dell'Ordine di Padova per 20 anni, e quello che mi fa grande piacere è che adesso con Giovanna, con il nuovo Consiglio, c'è una grandissima continuità nel lavoro che facciamo e stiamo proseguendo assieme queste iniziative. Oggi a Palazzo della Ragione è stato un momento anche questo molto, molto bello sotto questo profilo. E un grazie devo dire a Fabian Listeri, mio grande amico, perché è grazie a lui che abbiamo intrapreso un percorso assieme per riportare il Consiglio nazionale degli architetti all'interno dell'Unione internazionale degli architetti. Veramente siamo incontrati a Parigi 2 volte e abbiamo
concordato, c'è stato il nostro rientro, siamo rientrati a Seul, c'era il congresso mondiale degli architetti, 134 paesi di tutto il mondo, e devo dire che anche in quella occasione è apparsa, al momento dell'assemblea, è apparso sul mega schermo che c'era, è apparsa la foto mia col Presidente mondiale degli architetti che stavamo siglando un protocollo relativo a questa biennale. E di questo è stato parlato più volte nel corso della Biennale, e questo ci ha fatto enormemente piacere. E questo è stato veramente Fabian che ci ha fatto questo grande, e penso sia una cosa poi di reciproca soddisfazione, perché anche loro ci tenevano che l'Italia rientrasse nell'UIA. Ci sono i tavoli dell'architettura in via San Fermo, non più in piazza Cavour, perché piazza Cavour era già in parte impegnata, però direi che via San Fermo è una cosa, perché uno è anche portato a vedere. Abbiamo già visto ieri quanta gente si fermava a guardarli. Lì sui tavoli sono esposte le migliori 40 opere internazionali e le migliori 10 a livello regionale selezionate dalla giuria. Se avete occasione di passare via San Fermo, rimangono lì i tavoli fino a metà gennaio. Abbiamo anche un catalogo del premio che stasera consegneremo, arrivato fresco 2 giorni fa, e che stasera consegneremo appunto ai vincitori. E abbiamo dei bellissimi ospiti sia del Ministero dei Beni Culturali, e mia amica, il direttore della sezione, quella contemporanea, non mi ricordo mai tutto quanto, è la cosa completa, l'architetto Galloni, con il quale domani saremo assieme all'ultima giornata che facciamo a Padova, dove parleremo di qualità dell'architettura, parleremo di concorsi, e alla fine sarà la premiazione del concorso che facciamo assieme col MIBACT, Consiglio Nazionale Architetti MIBACT, e sarà la premiazione dei 10 vincitori dei 10 concorsi. Abbiamo ospiti internazionali, abbiamo Architect Studio Japan che è con noi, perché noi abbiamo fatto il lancio di questa edizione del premio, l'abbiamo fatta a Tokyo grazie a loro, come tutte le ultime 4 edizioni. E quindi ci fa per noi sempre un grande piacere, un grande onore, e poi avere i nostri ospiti. E abbiamo praticamente anche Patrick Rimbert, l'ex sindaco di Nantes, qui oggi per una conferenza, e tanti altri amici, oltre naturalmente ai vincitori che però adesso poi li presenterete. Quindi vi ringrazio ancora di essere qui questa sera e vi auguro una buona serata. Assessore Colasio. Grazie. Beh, innanzitutto buonasera a tutti. Ma guardate, c'è un passaggio della bisbetica domata di Shakespeare che racconta Padova con una formula molto strana, la chiama la culla delle arti. È un po' un paradosso perché, come voi sapete, il bardo non si era mai mosso da Londra. Evidentemente o conosceva la città tramite i viaggiatori o, come dice qualcuno, il suo gruppo di lavoro con i Florio faceva sì che avesse comunque una certa idea della nostra città. Questa culla delle arti mi ha sempre incuriosito. In effetti, se noi andiamo a guardare la grande storiografia internazionale, in particolare la grande storiografia francese, Padova viene descritta come una città anomala. E qual è la cifra connotativa di Padova? Dicono è una città incredibilmente cosmopolita, sin dal XIV secolo, per la sua grande università, la seconda università dopo Bologna, siamo nel 1222, per questa grande capacità di Padova. Allora Padova era una città media, aveva più abitanti di Londra nel XIV secolo, ma era la capitale di un grande stato che andava da Brescia fino al Friuli e aveva grandi ambizioni regali, voleva giocarsi un ruolo geopolitico nello scacchiere del nord-est, bilanciando la potenza viscontea e la potenza della Serenissima. Ambizioni, che finirono male. La signoria carrarese venne strozzata, gli ultimi figli vennero strozzati nelle carceri veneziane, il che non toglie che governò Padova per un secolo e voi siete ospiti nella nostra bellissima città e avrete avuto la possibilità, mi auguro l'avrete, di visitare la città, perché la città è, la chiamiamo Urbs Picta, la città dipinta. Perché? Perché la Urbs
Spicta non è un caso, vedi Pino, la cosa incredibile è che sin del XIV secolo, lo sottolinea un grande storico francese, accade qualcosa di strano. A Padova si coniuga la dimensione urbanistica e la dimensione culturale. Questa potente signoria carrarese cosa fa? Modella la città ovviamente a sua immagine e somiglianza, chiamando le grandi archistar dell'epoca, i pittori, Giotto, che fa la Cappella degli Scrovegni, Giusto che ci fa il Battistero del Duomo, il grande Altichiero d'Asevio che ci fa un'opera meravigliosa che è l'Oratorio di San Giorgio, la Cappella di San Giacomo al Santo, dove ancora una volta c'è un dialogo anche pittorico tra la città e le sue architetture. C'è la dimensione spaziale. E ci dicono una cosa i grandi storici, vedete, Padova è stata in grado di essere appunto una città che ha sempre dialogato col mondo. Dal mio punto di vista il premio Capocchi era un modo di dare continuità culturale a questa città, oggi non più con ambizioni regali, ma sicuramente una città intelligente, di dialogare con il mondo. Era un bellissimo specchio sul mondo, un riflettore sul mondo, un telescopio, un'antenna. Io la ritenevo appunto un qualcosa che si inseriva, come direbbero i francesi, in questa storia di longue durée. Padova è in grado di essere una città che guarda ciò che si pensa, che si progetta. Padova appunto nel XIV secolo anticipa, è la prima città al mondo, dicono i grandi storici, che si inventa le politiche della cultura. E le inventa ovviamente con finalità di legittimazione del potere politico, ma inventa e modella una città, appunto la signoria, a sua immagine e somiglianza. È una bella esperienza che va raccontata. Io mi auguro che sia per voi una bella opportunità di visitarla e chiudo dicendo una cosa. Tu non devi ringraziare noi, siamo noi che avevamo rischiato di perdere un grande patrimonio di esperienze e di professionalità, e aver riportato a Padova questo premio è un atto dovuto della città, ma soprattutto è un omaggio a una bella storia, perché dietro a questo premio c'è una bella storia, la conoscete, è una storia di umanità e di passione e di grande professionalità. Io penso che sia questa la bellezza del premio, perché nasce da una situazione particolarmente strana, anomala, ma da questa situazione genera un percorso culturale affascinante, per cui ripeto, noi siamo veramente orgogliosi e ti ringraziamo perché diciamo, fa parte della storia della città. Ormai il premio era innervato nei nostri luoghi, guarda caso luoghi che si iscrivono in questa culla delle arti che Shakespeare raccontava. Io quindi non posso che ringraziare tutto il vostro staff, l'Ordine degli Architetti di Padova, il Presidente della giuria, tutti gli organizzatori e tutti coloro i tanti giovani che ho visto collaborare con, e quelli che giustamente chiami partner, perché le belle cose motivano anche gli imprenditori a partecipare. Vuol dire che qui c'è pensiero profondo, c'è progettualità, ed Dio sa quanto ne abbiamo bisogno in questi anni. Grazie Pino, grazie a voi tutti e ancora in bocca al lupo per il lavoro. Grazie Assessore, grazie. Passiamo il microfono alla Presidente dell'Ordine degli Architetti di Padova, Giovannosti. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Il Presidentissimo Capochin ha detto tutto, sia sul premio cioè noi siamo felicissimi naturalmente che questa Biennale sia tornata a Padova. Poi felicissimi ancora di più che per esempio abbiamo cominciato questa kermesse ieri mattina con 800 studenti, è stata veramente un bagno di felicità, perché aver visto tutti questi ragazzi partecipare in questo salone meraviglioso è stato veramente un colpo d'occhio notevole. Abbiamo visto moltissime opere che hanno partecipato molto molto interessanti, e poi vedremo anche sia la sezione internazionale che la sezione regionale, che ci ha dato molte soddisfazioni, e anche come Ordine di Padova sono un po' campanilista in questo, ma vabbè, ecco, ci sta. Io sono appunto abbastanza di recente nomina e quindi dovremo darci molto da fare. Il nostro Presidente nazionale ci guarda molto con vicinanza e ci sprona sempre a fare di più, e quindi con i miei colleghi, con tutti i miei colleghi, tenteremo di essere all'altezza, insomma, di questa situazione. Lo guardo perché spesso mi chiama, mi sollecita, ma insomma questo va bene, insomma ci fa crescere. Io sono felicissima e vi auguro anche di passare una bella serata. Grazie a tutti.
Grazie Presidente. Passiamo la parola al Presidente della giuria, Livio Sacchi, architetto Sacchi. Io vorrei raccontarvi molte cose, ma forse mi limiterei a parlare dei lavori della giuria. La giuria, come è stato detto, è una giuria internazionale, quindi una giuria estremamente eterogenea per provenienze geografiche, per esperienze, per cultura, per background di ciascuno di noi. E in qualche modo il lavoro della prima scrematura, quella dalle molte centinaia di opere di architetture e di edifici che appunto avevano fatto domanda per la selezione di questo premio, è stata relativamente semplice, perché siamo riusciti abbastanza rapidamente a ridurre in maniera drastica il grande numero delle partecipazioni alle 40 opere migliori sulle quali tutti eravamo abbastanza concordi. E poi c'è stata invece una fase molto più complessa, molto più difficile, nella quale abbiamo dovuto scegliere fra opere oggettivamente di qualità molto elevata. Io non so se avete visto le immagini che giravano prima in loop mentre prendevamo posto in questa sala. Ci sono opere di notevole qualità, opere molto diverse per collocazione, molto diverse dal punto di vista linguistico, dal punto di vista dei materiali utilizzati, ma sicuramente c'erano molte opere meritevoli di essere premiate e di essere segnalate. E lì naturalmente come dire, è scattata proprio l'esperienza di ciascuno di noi poi tendeva a portare acqua al proprio mulino, a quelli che sono i propri riferimenti culturali, e alla fine in qualche maniera, grazie anche a un sistema digitale che è risultato particolarmente efficiente e rapido, quindi che ci ha molto aiutato anche nel votare e nel raggiungere un risultato, abbiamo adottato una tecnica un po' da teoria degli insiemi, cioè ciascuno di noi ha circoscritto in qualche modo i lavori da premiare e poi abbiamo guardato alle intersezioni. E devo dire che ci siamo trovati quasi completamente unanimi, direi sul 100% quasi delle opere premiate. E sono opere, le avete viste ieri per chi è stato ieri alla presentazione nel dettaglio fatta dai progettisti di queste opere. Sono opere molto, molto eterogenee anche tra di loro, alcune sono proprio nel mainstream della grande cultura architettonica europea, ci sono delle opere invece piccole e più sperimentali, e ci sono anche delle opere invece estremamente diverse, che vengono da mondi diversi, che vengono da culture differenti, dove però abbiamo riconosciuto, come dire, una significativa intersezione con quella che è l'esperienza italiana contemporanea, che purtroppo è legata alle emergenze, è legato al disastro idrogeologico, è legata ai terremoti e così via. Quindi abbiamo tutti riconosciuto poi nell'opera che ha meritato il premio, come dire, l'espressione di una sensibilità molto particolare, molto esotica, ma che al tempo stesso poi intercettava un problema con il quale purtroppo dobbiamo fare i conti tutti i giorni nel nostro paese. E quindi il lavoro è stato molto bello, un grande arricchimento per noi membri della giuria, e mi auguro anche, come dire, che siamo riusciti nel nostro piccolo a dare un contributo a quella che è uno degli obiettivi principali della Fondazione Barbara Capocchin, del nostro Consiglio nazionale, del sistema ordinistico, di tutto il sistema che ruota intorno all'architettura, che è quello di sottolineare, propagandare e divulgare i valori dell'architettura, che rispetto alle altre arti, prima l'assessore ha parlato molto di arte, ma a mio giudizio a me piace molto l'arte contemporanea, in particolare mi piace molto la pittura e così via, però devo dire che l'architettura ha qualcosa in più, perché l'architettura è qualcosa dalla quale non possiamo prescindere. In qualche modo qualunque contatto con qualunque manifestazione artistica richiede un atto volontario, io devo andare ad ascoltare la musica, devo andare a vedere un quadro, mentre l'architettura è qualcosa che comunque è qualcosa con la quale facciamo i conti tutti i giorni, e anzi dobbiamo augurarci di fare i conti con l'architettura, perché altrimenti facciamo i conti con cattiva edilizia. E quindi è una cosa particolarmente importante. Io credo che tutti questi
questi episodi importanti nel nostro paese e fuori dal nostro paese, in Europa, nel mondo, che contribuiscono a ricordare l'importanza per tutti noi, l'importanza sociale dell'architettura, l'importanza sociale dello spazio pubblico, degli spazi interni, dei luoghi dove viviamo, credo che sia, come dire, un compito molto molto benemerito. Io credo che non ci sia, come dire, modo migliore per onorare la memoria di Barbara Capochin che portare avanti questa grande esperienza della Biennale che in qualche modo rinasce ogni volta che vede sempre nuovi progettisti, vede nuove partecipazioni da luoghi diversi del mondo, e quindi anche, come dire, per noi componenti della giuria è stata un'esperienza, parlo anche a nome dei miei colleghi, il collega spagnolo, il collega austriaco, colleghi italiani, collega americano, è stata per noi un'esperienza particolarmente arricchente, che ci ha anche sottolineato come siamo tutti frutto di un unico grande amore, che è l'amore per l'architettura, che ci coinvolge tutti, ci vede tutti sempre molto uniti. Grazie Presidente. E infine passiamo il microfono a Fabian Listerri, che ha il compito di chiudere questo giro di saluti che ci hanno arricchiti finora tantissimo. Buonasera a tutti, Presidente. Hablaré en español despacio, que estoy seguro que entenderán mejor que en inglés o en francés. Es un placer para mí estar aquí esta noche con todos ustedes. Para la UIA ha sido también muy importante recuperar el concurso de la Bienal Internacional de Arquitectura Barbara Capochin. Estamos todos encantados de tener a Italia otra vez entre nosotros. Y nada, muchas gracias y espero que este evento va a ser con seguridad muy exitoso. Gracias. Grazie architetto Listerri. Io a questo punto vi lascio andare tranquillamente, il microfono potete consegnarlo al nostro tecnico qui. Presidente, noi ci vediamo tra poco, forse eravamo un po' al buio, vediamo se mi dicono dove mi devo piazzare per stare meglio. Un po' più al centro, vero? Ok, perfetto. Prima di dare il via alla premiazione abbiamo un contributo video di un nostro partner, un partner importante di questa manifestazione, quindi lancerei il filmato della ditta Oikos. Bene. Grazie ancora ai partner che contribuiscono al buon funzionamento di questa manifestazione ed entriamo nel merito della premiazione, in particolare della sezione regionale. Menzione d'onore ai progettisti. Ci mettiamo d'accordo così, io dico i vostri nomi e voi gentilmente vi accomodate, prendete questa scaletta e mi raggiungete qui sul palco. Ai progettisti architetto Giovanni Traverso e architetto Paola Vighi.
Li accompagniamo con un applauso, la strada è lunga. Benvenuti. L'opera premiata, ci mettiamo qui al centro, l'opera premiata è la Corte Bertesina. Prima di leggere Bertesina, ecco, vedi, beh, molto bene, sì. E direi che invitiamo già chi vi consegnerà il premio, così poi leggiamo la motivazione insieme. Consegneranno la targa e la medaglia e una copia del catalogo della Biennale Davide e Fiorenza Cappocchin della Fondazione Barbara Cappocchin, che intanto ci raggiungono. Leggo la motivazione della giuria. La giuria apprezza la semplice articolazione degli elementi architettonici rurali usati in questo modo contemporaneo. I nuovi corpi di fabbrica danno vita ad una corte di alto valore spaziale e a sorprendenti ed emozionanti interni. L'edificio è ben proporzionato, i dettagli sono raffinati e l'uso dei materiali locali appare sempre ben ponderato. E quindi, diciamo, è il momento della vostra premiazione. Con, abbiamo detto, la targa e il catalogo. Bene, un commento al volo ve lo facciamo fare, ma brevissimo, visto che avete il microfono. Sì, direi. ce l'hanno dato in mano. Grazie, siamo molto felici di questo premio, nel senso che sì, il nostro lavoro è un lavoro impegnativo, di dettaglio, di ricerca, e Corte Bertesina forse è una sintesi di anni di lavoro, per cui grazie. Bene, allora continuate così. Grazie a voi. Menzione d'onore ai progettisti architetto Andrea Marangon e architetto Michela De Poli. Per l'opera La cantina Pizzolato, la cantina dalle radici bio. A consegnare il premio invito Simone, Carlotta e Margherita Cappocchin della Fondazione Barbara Cappocchin. Buonasera architetti, benvenuti. Mentre arrivano anche le persone che vi premiano, leggiamo insieme la motivazione della giuria. Gli interessanti volumi, chiaramente legati agli edifici tradizionali e l'uso di legno proveniente da una vicina foresta controllata, radica profondamente il progetto nella cultura architettonica rurale del Veneto, dando vita ad un'immagine finale bella e attraente. Grazie. Grazie. Qui abbiamo... No, piccoli architetti crescono, vedo che ogni biennio sono sempre più efficienti, anche vero, più alti, complimenti. Abbiamo fatto le foto, vuole dire qualcosa? No, volevo solo ringraziare il fatto, appunto, un progetto è sempre un trauma, no? Per come si inserisce in uno spazio, ma a noi piace considerare il fatto che sia anche un'esperienza, quindi un trauma esperienziale. Grazie. Bene, allora complimenti e in bocca al lupo per tutto. Siamo sempre nella sezione regionale ed ora abbiamo il vincitore, il progettista architetto Mirko Simonato, per l'opera Corte del Commiato, sistemazione e ampliamento del cimitero di Megliadino San Vitale. Buonasera architetto, benvenuto. Buonasera. Invito accanto a lei a premiarla la Presidente dell'Ordine degli Architetti di Padova, Giovanna Osti. Finché arriva, intanto leggiamo la motivazione della giuria. La giuria ha apprezzato il mondo poetico creato dal progetto, una composizione minimale basata su un'idea semplice, chiare forme archetipiche, usate in modo intelligente, sono strategicamente organizzate in prospettive spaziali pensate da diversi punti di vista. L'uso di un unico materiale di finitura contribuisce a creare un'atmosfera surreale che riporta all'idea di morte, al silenzio e alla riflessione. Complimenti. Beh, qui abbiamo però anche un assegno da consegnare, mi sa, vero? Sì, non...
non guasta, diciamo. È un po' così scenografico, questo non le serve molto, però insomma nelle foto viene bene, architetto. È felice? Molto. Se l'aspettava? Facciamo queste domande, no? No, le assicuro che no. Ecco, quindi una doppia soddisfazione. Tripla, perché è arrivata nello stesso momento in cui abbiamo avuto una notizia non molto confortante su questo progetto, ma diciamo che la soddisfazione è stata grande. Avete un po' bilanciato, bene. Complimenti, Grazie architetto, grazie alla Presidente. Ed ora cominciamo la premiazione per quanto riguarda il premio internazionale. Menzione d'onore ai progettisti architetto Stanislao Fierro e architetto José Luis da Roca Bruno, che arrivano dalla Spagna. Spero di aver pronunciato bene i nomi. Ne vedo solo uno, forse i colleghi non sono presenti. L'opera premiata è il Centro di Formazione per l'Occupazione di Basa a Granada. E consegneranno la targa con la medaglia e una copia del catalogo Simone, Carlotta e Margherita Cappochin. Architetto, prego. Leggo insieme a lei la motivazione del premio. L'italiano come va? Sono italianissimo. Perfetto. Anzi, vengo da Bolzano. Pure? Esatto. Come si sente, infatti. Certo. Il progetto risolve molto bene un problema urbano e topografico in un contesto storico. È importante sottolineare come la sezione trasversale risolva la differenza di livello tra due differenti realtà urbane, un contesto chiaramente definito al livello inferiore e uno spazio vuoto e indefinito a quello superiore. È interessante notare il ruolo discreto svolto in questo progetto dal trattamento della forte luce di Granada e la sua influenza nella configurazione della sezione. La giuria apprezza la scelta della materialità e la composizione dei volumi. Il tutto stabilisce una relazione intelligente con le due parti della città. Posso dire parole? Certo. Sì, chiaramente sono italiano, lo ribadisco, arrivo da Bolzano, ringrazio tantissimo la giuria, tutta la giuria, ma colgo l'occasione di ringraziare anche mia moglie Nadine che collabora con me da tantissimi anni, architetto, soprattutto su questo progetto, e mia figlia Carolina che è qui presente. È qui con lei, Nadine? La facciamo? È là in fondo, ecco. Si è nascosta. Grazie a tutti. Grazie, complimenti ancora a lei, architetto. Grazie. E proseguiamo con la menzione d'onore, in questo caso lo citerò perché non è potuto essere presente, ma vedremo alle mie spalle le immagini per lo studio Parades Pedrosa Arquitectos, l'architetto Ángela García de Parades, per l'opera premiata che appunto è Ceuta Public Library. La motivazione della giuria: il progetto è basato su un interessante dialogo con la città ispano-africana di Ceuta, con la sua topografia e il suo passato archeologico. La giuria rileva che gli interni luminosi e vibranti creino un significativo rapporto con le imponenti rovine al centro dell'edificio. I volumi piegati avvolgono l'edificio all'interno di sobrie facciate, consentendo ai visitatori di godere di bellissime viste del Mediterraneo e dell'Oceano Atlantico. Mandiamo questo applauso agli architetti assenti, ma che riceveranno il premio. Ancora una menzione d'onore, progettista If Design, architetto Franco Tagliabue Volonté e architetto Ida Origgi, che ci raggiungono, solo uno anche in questo caso. A premiare invito Davide e Fiorenza Cappochin, che consegneranno la targa con medaglia e la copia del catalogo. L'opera premiata è la Wiggly House, e Wiggly
Ah, ecco, vedi, mi avevano corretto. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Wiggly House. Leggiamo insieme la motivazione della giuria. La giuria è rimasta affascinata da questa piccola scultorea a casa e dai suoi interni apparentemente semplici e minimali, che mostrano un magistrale controllo della luce naturale e un elegante utilizzo dei materiali di finitura. La forma libera del tetto determina un'iconica immagine e produce una dinamica serie di spazi. Punto. L'abbiamo qui alle mie spalle. Lei è solo questa sera? Io sono solo, sì. Però anch'io ringrazio Ida Orige, mia socia e moglie, non riesce a venire in queste occasioni, mi dispiace molto. Io devo dire una cosa, che mi sento sempre un po' in imbarazzo quando prendo un premio, in particolar modo questa volta, perché ho visto gli altri progetti esposti nei tavoli e il nostro non è sicuramente migliore degli altri, io non sono un professionista, un architetto migliore degli altri colleghi. Questo è un imbarazzo, ma è un bellissimo segnale, perché vuol dire che ci sono tanti bei progetti di architettura e devo dire che da qualche anno ci sono tanti bei progetti italiani di architettura. Questo il Presidente Capochin e insomma il Consiglio nazionale lo sa, la nostra disciplina, la nostra professione sta prendendo forza e questo è importante, insomma. Grazie. Questa è una buona cosa, perché tra gli obiettivi di questa manifestazione c'è proprio quello di sottolineare proprio il rapporto stretto che c'è tra la qualità dell'architettura e la qualità della vita, quindi direi che è un messaggio che sicuramente ci portiamo con noi. Grazie a lei e proseguiamo. Eccolo qua. Menzione speciale, progettisti Studio Labix, architetto Maria Claudia Clemente e architetto Francesco Isidori, però non siamo certi che ci sia, invece c'è. Perfetto. L'opera premiata è La Città del Sole, consegna targa con medaglia e il catalogo l'architetto Livio Sacchi, presidente della giuria del premio, quindi lo invito a tornare sul palco. Buonasera, benvenuti, anche voi avete il microfono, leggiamo insieme la motivazione. Sono molto belle queste motivazioni, devo dire, no? Sono molto ricche. Il complesso gioca un ruolo essenziale nella rigenerazione di un quartiere delicato, situato ai margini del centro di Roma. La leggerezza dei volumi ben si riconnette al tessuto urbano delle preesistenze attraverso interessanti intrecci spaziali. La giuria elogia l'attenzione alla sostenibilità delle eleganti facciate grigie che creano uno sfondo sobrio alle pesanti infrastrutture e ai numerosi nuovi edifici in costruzione nelle aree circostanti. Complimenti. Chi parla? Maria Claudia? Sì. Beh, vogliamo ringraziare i nostri ospiti e la giuria e soprattutto fare i complimenti a chi ha inventato questa manifestazione, da cui trasuda molta passione, molto entusiasmo, un grande amore per l'architettura, di cui crediamo in questo Paese c'è ancora un immenso bisogno. Grazie mille. Grazie a voi, grazie anche al Presidente Sacchi. Ed ora siamo alla premiazione finale, quindi alla premiazione del vincitore. E allora prima voglio invitare il Presidente Capochin a raggiungermi qui sul palcoscenico, con lui anche Fabian Listerri. Benissimo, ecco intanto finché arrivano vi dico i nomi dei vincitori così li invitiamo. È lo studio Vin Varavarn Architects, l'architetto Varud Varavarn, a cui facciamo un caloroso applauso per questo progetto premiato. Benvenuto. L'opera premiata, il mio thailandese non è proprio buonissimo, comunque mi aiuta a leggerla, è Ban Hue San Yao Post Disaster School. Perfetto.
Perfetto. Leggiamo la motivazione della giuria, è in italiano. La giuria apprezza il modo in cui la struttura ha raggiunto forte valore architettonico con risorse minime. Il progetto ha realizzato uno spazio molto bello e potente. La giuria ne sottolinea la semplicità e l'economicità dei materiali utilizzati nel rispetto della topografia dei luoghi e del paesaggio circostante. Particolarmente piacevole è la forma del tetto e la simmetrica geometria del volume. Si evidenziano l'impegno sociale e le condizioni di emergenza che hanno portato alla costruzione dell'edificio, dimostrando che è possibile progettare architettura di qualità anche in tali difficili condizioni. E allora premiamo questo architetto con l'assegno di 30.000 euro, la targa con medaglia e la copia del catalogo. Facciamo le foto. Un grande applauso, no, meritato, davvero meritato. Gli facciamo dire qualcosa anche in inglese, se vuole, magari, sì, prego. Sì. Okay, I'm not a good speaker, but I will try my best. Again, I would like to thank you to Barbara Kapokhin Foundation and the International Jury Panel for giving me and my team the honor to be the winner of this prestigious award in the world. I say again that I would like to pass this honor to everyone back in Thailand, all the teacher, all the student at the school, and everyone that involved with this amazing programs. I think this honor is belong to them, not just for us. And the one more thing that I want to say today is it's an amazing coincidence because this project has been inspired by our king's philosophy. And yesterday in Thailand is his cremation day. And it's the same day that I have presented this project to all of you in Padua. So I would like to take this opportunity to dedicate this honor to my beloved king in Thailand too. Thank you very much. Grazie. Ora è davvero internazionale questo premio con questa conclusione così in inglese. Presidente, ho visto che ha preso il microfono, non vuole aggiungere altro? No. Bene, thank you.